ovviamente quasi tutta la popolazione che risiede in aree urbane, ma intendendo per aree urbane anche paesi, cioè non si parla solamente di New York o di Milano o di Torino, ma anche di Treviso, di Conegliano, che è roba dove vivo io, è esposta a livelli di inquinamento molto più alti di questi. Allora, quelli che sono gli effetti di questi inquinanti sono anche stati ben stimati e vediamo che per un'esposizione acuta ogni aumento di 10 microgrammi di PM10 per metro cubo determina una mortalità che è dello 0,5% in più nella popolazione totale e addirittura di 3 volte in più nella popolazione da 0,5 anni. E parliamo di mortalità quindi della punta dell'iceberg, quindi sotto questo chiaramente ci sono poi tutte gli altri effetti molto meno gravi, diciamo. Per quanto riguarda l'esposizione a lungo termine, diciamo che con medie annuali molto alte, 70 microgrammi per metro cubo sono alti, perché noi di solito leggiamo sui 50, 40, 50. Comunque con queste medie la mortalità per l'esposizione a lungo termine aumenta addirittura del 15%. Qui parliamo di tutte le cause di mortalità, prevalentemente cardiocircolatorie e respiratorie, ma non solo. Quindi il valore raccomandato dall'OMS, abbiamo visto, è questo. Questi sono i valori consigliati dalla legge italiana. Allora, fino al 1° gennaio del 2010 la legge italiana diceva che il valore limite doveva essere di 40 per quanto riguarda l'anno, un valore medio di 40 microgrammi per metro cubo, dopodiché aveva posto l'obiettivo dal 1° gennaio del 2010 di raggiungere questi famosi 20 milligrammi. Questo obiettivo è stato cancellato da tutta l'Europa perché hanno detto è possibile, già non riusciamo a raggiungere i 40 microgrammi, figurati se possiamo puntare a 20. Quindi già l'obiettivo medio considerato tollerabile, diciamo, dalle leggi europee e dalle leggi italiane è doppio di quello che l'OMS consiglia come ideale. In realtà questa è la situazione reale. Io ho portato qua le 3 città che sono presenti nell'ultimo rapporto. L'ISPRA è l'agenzia che raggruppa tutte le ARPA, tutte le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Adesso si chiama l'ISPRA, prima si chiamava APA, gli hanno cambiato il nome, però è sempre quella, e fa queste valutazioni. Questa è l'ultima pubblicata perché si riferisce all'anno 2008 e vediamo che i valori medi annui di tutte queste città sono di solito superiori al 40 ideale, con dei livelli giornalieri, che i livelli giornalieri sono altrettanto importanti, che raggiungono dei picchi molto alti. Per cui viviamo in una zona in cui, nonostante ci siano dei consigli di tenere bassi questi livelli, la situazione reale è molto importante, molto peggiore. Vi ho portato una rassegna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, praticamente una specie di meta-analisi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato tutti gli studi, la maggior parte degli studi più recenti che hanno correlato alcuni tipi di inquinanti con alcuni effetti e li ha classificati in vari gruppi. Diciamo che quelli con la lettera A, non so se lo vedete perché è abbastanza piccolo, vi faccio vedere, quelli con la lettera A sono quelli che hanno un'evidenza sufficiente a dedurre o indicare causalità. Voi sapete che i rapporti ufficiali, quindi anche l'OMS, sono sempre molto molto cauti, per cui e sappiamo altresì che in queste situazioni non possono essere fatti degli studi di tipo RCT. Noi siamo abituati, facendo i medici, siamo abituati a pensare agli studi sui farmaci. In realtà questi sono tutti degli studi di popolazione, sono degli studi di caso controllo, degli studi di corte, quindi comunque non ci daranno mai degli esiti dal punto di vista IBM, con un'evidenza sufficiente a determinare una casualità sono quelli segnati con l'ANA, cioè che il particolato determina un aumento della mortalità infantile, un incremento degli eccessi per causa respiratoria nel periodo postnatale, che determina un deficit respiratorio funzionale. Bambini sani che sono esposti a concentrazioni di PM e di inquinanti elevate hanno dei polmoni che si sviluppano meno, e ci sono degli studi che lo determinano bene. Quindi sono dei bambini, fra virgolette, che hanno dei deficit non per colpa loro, anche se sono sani. Chiaramente aumentano la prevalenza di incidenza
incidenza dell'asma, non solo di aggravamento di una persona asmatica, ma anche di comparsa di asma. Ancora aumento dei ricoveri e delle visite, aumento di uso dei farmaci per asma. Chiaramente questi sono degli studi più facili da valutare rispetto agli altri, quindi hanno tutti delle evidenze molto alte. Due studi famosi fatti in Italia, che comunque anche in Italia, sono lo studio MISA e i due studi SIDRIA. Questo era uno studio organizzato dall'OMS che ha valutato l'incidenza di alcune patologie in 8 città. Vediamo che un aumento del PM10, cioè del vivere in situazioni con un PM10 superiore a 30 microgrammi, determina un incremento delle bronchiti di 30.000 casi all'anno solo in queste 8 città e di attacchi di asma dello stesso livello. Quindi sono dei dati sicuramente molto importanti, sono quello di cui noi ci occupiamo ogni giorno. L'asma nei bambini, negli adolescenti è una cosa che noi vediamo continuamente ogni giorno. Difficilmente ci fermiamo a pensare, però se ci pensiamo lo osserviamo anche nei nostri ambulatori, come aveva detto prima il dottor Corini giustamente, che c'è un'incidenza diversa a seconda della situazione ambientale. Quando c'è vento c'è, nei giorni dopo, nei giorni in cui c'è sole, in cui c'è o in cui ci sono tante precipitazioni, le vediamo meno anche noi. Sempre gli effetti causati dal traffico, da un altro studio, questo è uno studio completamente italiano, che metteva in confronto la residenza in aree con elevato passaggio di autocarri, quello che può essere una qualsiasi strada statale essenzialmente, e che indicava degli odds ratio, cioè dei livelli di incremento del rischio per queste patologie che sono significativamente alti. Diciamo che un odds ratio di 2 vorrebbe dire il doppio, per cui l'1,7, l'1,8 con degli intervalli di confidenza che comunque sono sempre sopra l'1, quindi ci danno la dimostrazione che questi sono studi significativi anche dal punto di vista statistico. Vedere 1,8 di odds ratio per le polmoniti vuol dire che le polmoniti raddoppiano rispetto ai bambini che vivono in zone meno vicine alle strade, né in quelli che vivono in zone con strade non pagate. Cioè, per arrivare al raddoppio bisognerebbe che l'odds ratio fosse 2, però ci siamo molto vicini. Ancora, l'avevo accennato prima, per ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo c'è un incremento della mortalità nei bambini di 1,6%, c'è un aumento di ricoveri per l'asma del 2%, incremento di 10 microgrammi rispetto ai 20, quindi vuol dire che noi già vivendo a 40 microgrammi normalmente abbiamo almeno il 4% di ricoveri per asma e quasi un 3% di mortalità che potrebbe essere evitabile. Sempre dall'OMS, per quanto riguarda l'esposizione acuta a livelli di PM10 di 50 microgrammi, avete visto dai dati del Veneto che non siamo tanto distanti da quella cosa, 1 milione di persone, 3 giorni di inquinamento abbastanza alto, abbiamo 4 morti in più, abbiamo 3 ricoveri in più rispetto, abbiamo 5.200 giorni di mantenimento. Sono quindi dei dati, delle stime comunque attendibili, che sono molto importanti, per le quali non possiamo continuare a non fare niente. Ancora 2 o 3 studi volevo farvi vedere perché mi hanno colpito. L'aumento del rischio di wheezing, perché si tratta di bambini piccoli, quindi non si può parlare ancora di asma, che è vi è un trend proprio continuo in rapporto alla vicinanza alle strade in cui abitano. Quanti di noi riescono ad abitare lontani dalle strade? Ormai pochissimi, perché le strade ad alto traffico ci sono dappertutto, non ci sono più delle zone in cui non ci sia un traffico